Gentili amici del Grande Futsal, buon pomeriggio da Gabriele Pappolla e benvenuti al Palapoli. Da qui seguiremo insieme la sfida tra Femminile Molfetta e Bitonto, valida per la penultima giornata del campionato di Serie A Tesis. Diana Santos è zona tiro, cerca il secondo palo dove Alessia Grieco porta in vantaggio il Bitonto, sblocca il derby greco 1-0 per le neroverdi dopo 4 minuti e 6 secondi ha segnato Grieco. Diana Santos vince il contrasto, 3 contro 1 da questa parte. Diana Santos da Lusileia, Maiesca, Diana Santos colpisce Brunigna, ma il gol viene annullato per fallo di mano di Brunigna. In parallela per Caballero che passa, Caballero pareggia il Molfetta con il gol numero 14 del campionato di Ilenia Caballero. Una buona traccia, lancio lungo di Torma per Grieco che controlla, Grieco rimanda avanti il Bitonto, ancora Alessia Grieco sull'assist di Torma, 2-1, derby divertente. Chiama Maiesca in causa, calcia Maiesca, super gol di Maiesca, ha pareggiato il Molfetta con un siluro del suo portiere. 3 contro 2 del Bitonto, Lusileia è sola, Lusileia per Grieco, Castro verso la porta, Diana Santos, Grieco, ancora Grieco, ancora avanti il Bitonto, 3-2. Diana Santos in buca da Lusileia, sponda bene, ancora per Grieco, sono 4, Alessia Grieco, primo tempo magistrale della numero 20, 4-2 Bitonto, poker di Grieco. Nicoletti avanza, Lusileia si gira, Lusileia, Maiesca attenta sul suo palo a dirle di no. In Serie A, mentre Valenzano è a tu per tu con Calais, 3 contro 1 Bitonto, Valenzano va da sola e calcia, colpisce la traversa, Brunigna, ancora Brunigna, Maiesca allontana, Castro evita la rimessa laterale ma non perfeziona il disimpegno perché serve il pallone a Diana Santos che pizzica la traversa con un tiro potentissimo. Grieco bene da Lusileia, Maiesca la tocca in calcio d'angolo, batte veloce per Luna che calcia fuori di pochissimo, chiedeva palla a Caballero, per Nazza si complica la vita, Grieco stavolta sbaglia. 3 contro 1 del Molfetta, Calais avanza, Calais da Dell'Ernia chiude il secondo palo, la palla è fuori per Enrico a porta vuota, Torma in spaccata, paratissima di Lilla Torma. Nicoletti da Lusileia dietro da Grieco, ancora Nicoletti in buca, Enrico in rimessa laterale, la rimessa del Molfetta, Brunigna batte Dell'Ernia, non c'è il portiere e calcia a porta vuota sul fondo, vicino al 4-3 il Molfetta. Il Molfetta si regala l'ultimo tiro della partita con Castro, palla alta sopra la traversa, finisce qui, suona la sirena, scorrono i titoli di coda su Femminile Molfetta Bitonto che finisce 4-2 per il Bitonto, partita molto bella e divertente.